Allora, oggi parliamo di Istinto. Questo Today we're prodotto talking about Istinto, a completely natural product that forms a thickness made of just lime, marble, and stone. che ci permette di fare. A product that allows us to carry out different processes and obtain different thicknesses. Today we'll see a particular use to make the headboard of a bed. Lo useremo addirittura per disegnare la tastiera di un letto. Of course, everything starts with our primus. Comincia sempre con il nostro primus. Primus è asciutto, adesso When the primer is dry, we can start applying Istinto. I've chosen a color from the chart KF, shade 4. KF, la variante numero 4. We can start. Ecco, quello che facciamo oggi in prima mano, noi l'abbiamo chiamato pietra vissuta, cioè The first coat is what we call used stone, an effect that gives the impression of stone that has been around for a long time, so with smooth areas and worn areas. invece consumate. Per arrivare a quell'effetto, da questo punto To obtain that effect, at this point we use a toothed spatula and a crisscross movement. A questo punto partiamo da qua. Now we start again here and gradually move up and overlap. Then we'll go over the join with the toothed spatula. In this way, there are no problems with joins. Quindi qui problemi di giunta non ne avremo di nessun tipo. Il consumo Consumption with this application is always 1.5 kilograms per square meter, or 2 kilograms per square meter, or if the surface of the wall is uneven. Ecco, una piccola accortezza. I'll give you a tip you can always use. A posare il prodotto adesso, questo va fatto sempre, è un'accortezza che è sempre. When we apply this product, we must never start too close and overlap, because there would be too much material. Andremo ad avere una sovrapposizione di prodotto molto forte. Always start farther away, and then let it fade into the part already applied. Dentro nel prodotto. We'll show you how it's done. Adesso vi facciamo vedere com'è. The product is drying. We can tell by the lighter and darker spots. Zone che più chiare, questo è il momento di andare a schiacciarlo. Perché lo schiacciamo? Now is the time to compact it. We do this to obtain the effect of something a bit smooth and a bit spoiled, Ho lavorato typical of stone that has been used for a long time. Qui l'abbiamo compattato e già tutte le creste, chiamiamole così, sono state schiacciate. Here it's already been compacted and smoothed. Renderlo davvero liscio
e farlo diventare come una lastra, una pietra proprio. Now we can make it even smoother, like a slab. A questo To punto do this, we press even harder, making it very smooth. e lo tiriamo perfettamente liscio e lucido. Ecco, la parete adesso praticamente è bella compattata, lucida, quasi lucida. Now the wall is well compacted, almost shiny. We could finish it off with a coat of wax or Joya. Gioia ed è finita. Ma noi vogliamo fare la... But we want to create a headboard for a bed. We'll draw the headboard and apply a coat of smooth stone. E daremo una mano di pietra levigata. We've drawn the headboard. Now we can apply a coat of istinto with the smooth stone effect. Istinto con applicazione a pietra levigata, così avremo modo di vedere la differenza. Then we'll be able to see the difference between the smooth stone and the used stone. La pietra vissuta. Che la nostra testiera è pronta per essere compattata si vede da queste... Our headboard is ready to be compacted when we see these lighter spots, showing that the product is drying. andando a compattare, quindi possiamo procedere. Ecco, sono passati 10 minuti, adesso è il momento... 10 minutes have passed. If we want a really shiny effect, now is the time to press it with more effort. Con un po' più di forza. Direi che qui ci sta. So we can proceed. Possiamo procedere. Eccoci qua, la parete è bellissima con... The wall is very nice, with used stone that gives an antique impression. And this area where the bed will go, we've made it in smooth stone. Con pietra levigata. Ovviamente ogni variazione o Of course, every variation depends on the creativeness of the operator in both color and dimensions. nelle dimensioni. Now, all we have to do is finish it off with some wax. When it's dry, we can polish it with a cloth. Bellissimo questo tocco. E qua sfuma This la- is such a lovely touch where it fades into the used stone. vissuta, molto raffinata, This tone on tone is very refined too. molto rassicurante questa situazione. Poi lascia spazio aperto alla creatività, perché
This process leaves plenty of room to be creative. Here, we've made the headboard of a bed, but it could be anything else, and any color in our catalog can be used. It only depends on you and your desire to create. So follow your instinct. Thank you.